Sale la curva dei contagi in Calabria, più 166 in 24 ore, a Cosenza 91 casi in un giorno. Scatteranno da questa notte a partire dalle 24 le nuove norme restrittive sugli spostamenti in tutto il territorio regionale calabrese e intanto nuova stretta del governo, misure più restrittive nella bozza del nuovo DPCM. Il sindaco di Cosenza ha disposto la chiusura dei luoghi della Movida dalle 19 a mezzanotte di ogni venerdì e sabato, necessario per attenuare la costante diffusione dell'epidemia. La Corte dei Conti ha confermato anche in appello la condanna dell'ex presidente della Regione Agazio Loiero per le spese dei fondi assegnati al gruppo Autonomie e Diritti. Giuseppe Falcomatà ha nominato la nuova giunta, tra le novità la presenza di Rosanna Scopelliti con delega alla cultura, scuola e legalità. In manette il presunto autore di 8 furti commessi tra gennaio e aprile scorsi in altrettanti negozi, supermercati e farmacie a Tarianova. La Regina pareggia a Pordenone, gara che si chiude con il risultato di 2-2. Al Marulla domani arriva il Lecce, il tecnico Occhiuzzi motiva il gruppo rossoblu. Lavoriamo per migliorare la fase offensiva. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus. Oggi si registrano 166 nuovi contagi, a Cosenza 91 contagi nelle ultime 24 ore. Torna a salire la curva dei contagi in Calabria, più 166 in un giorno. Nelle ultime 24 ore effettuati 3.346 tamponi. Dall'inizio della pandemia sono stati sottoposti a test 252.469 soggetti. Il Cosentino e il Reggino sono le aree più colpite. I casi confermati oggi sono infatti così suddivisi: a Cosenza 91, a Catanzaro 10, a Crotone 14, a Vibo Valentia 2 e a Reggio Calabria 49. Crescita ancora contenuta nei ricoveri in terapia intensiva. I degenti ad oggi sono 10, uno in più rispetto a ieri, mentre restano stabili a 100 i ricoverati in malattie infettive. E contagi in crescita in Calabria, numeri come dicevamo preoccupanti nel Cosentino, dove come dicevamo stamattina sono risultati positivi 91 soggetti testati nelle ultime ore. Anche nel Reggino sale il numero dei contagiati, difficoltà nel contact tracing per l'alto numero di soggetti da sottoporre a tampone. È un testa a testa in cui nessuno vorrebbe primeggiare. Il conteggio dei casi cresce nel Reggino e nel Cosentino più che nelle altre aree della Calabria. 791 casi attivi nel sud della regione, 104 quelli emersi nelle ultime 24 ore e numeri preoccupanti che riguardano i ricoveri, con 40 soggetti degenti tra malattie infettive e pneumologia e 2 in terapia intensiva. Preoccupazione tra i sindaci a Reggio Calabria e Rosarno in particolare. Il tracciamento dei casi è sempre più difficile. Emergono positività in diversi nuclei familiari apparentemente non collegate tra loro. È il caso di Rosarno, dove il sindaco ha annunciato 6 nuovi casi. Anche nella Locride aumentano i casi a Bovalino, Bianco, Ardore, Siderno e Mammola. È durata poco la fuga dell'extracomunitario che si era allontanato dall'ospedale di Paola dopo aver appreso di essere stato contagiato dal coronavirus. L'uomo è stato fermato a Scalea e posto in isolamento. Belvedere, Cetraro e Amantea fanno registrare nuovi casi. Classico caso di rientro quello intercettato dall'USCA di Cogliano Rossano, che continua a monitorare il territorio con ottimi risultati, considerato che non ci sono al momento focolai e situazioni particolarmente complesse. 5 i casi a Cassano allo Ionio e diversi contatti in isolamento, 6 le persone risultate positive al virus a Cosenza. Diverse le circostanze nella presila cosentina. Il virus si è insinuato nelle comunità e ha viaggiato silente trovando circostanze favorevoli al contagio. Feste, eventi, ambienti di lavoro e di svago, contatti in ambiti familiari hanno permesso al Covid-19 di attecchire con facilità e adesso è una corsa contro il tempo da parte delle squadre dell'ASP che effettuano contact tracing e screening sulla popolazione. Previsto domani un drive-in a Rovito per testare 100 cittadini, così come è avvenuto nei giorni scorsi a Spezzano della Sila. Lo chiedono anche i cittadini di Casali del Manco e Celico, località dichiarate zona rossa, che oggi hanno inscenato una protesta pacifica. Situazioni delicate nella comunità alloggio di Spezzano Piccolo e alla casa di riposo di San Pietro in Guarano. C'è anche un medico in servizio nell'unità operativa di terapia intensiva cardiologica tra i nuovi contagi rilevati nel Catanzarese, dove il virus viaggia ancora ad una velocità ridotta, ma comunque da tenere sotto osservazione.
A Crotone, dopo quella del sindaco Voce, è emersa la positività di 2 familiari. 80 i tamponi effettuati dall'AS per circoscrivere l'eventuale focolaio tra collaboratori del Primo Cittadino e dipendenti del comune, rimasto chiuso per avviare l'attività di sanificazione. Sanificato il pronto soccorso di Lamezia Terme per la presenza di una cittadina cinese poi risultata positiva e ricoverata in malattie infettive. In Calabria purtroppo si aggrava il bilancio dei decessi per Covid nella terapia intensiva del Policlinico di Catanzaro. Oggi si registra infatti il decesso di un anziano di 87 anni di Lamezia Terme, positivo appunto al Covid, già affetto da patologie pregresse. Un nuovo decesso dunque che fa salire il bilancio totale in Calabria a 106. E ancora si registrano ulteriori contagi, arrivano dal Regino da Polistiana dove 3 medici e 2 infermieri in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Polistiana appunto sono risultati positivi al Covid-19. E intanto scatteranno da questa notte a partire dalle 24 le nuove norme restrittive sugli spostamenti in tutto il territorio regionale calabrese. Intanto c'è una nuova stretta del governo con misure più restrittive contenute nella bozza del nuovo DPCM. Tra poche ore scatterà in tutta la Calabria il coprifuoco disposto fino al 13 novembre dalla Regione con l'ordinanza numero 79. Dalla mezzanotte di oggi dunque locali chiusi, strade deserte e nessuno spostamento fino alle 5 del mattino. Da lunedì 26 ottobre invece didattica a distanza nelle scuole superiori e sospensione delle attività didattiche in presenza nelle università. Non si tratta di un lockdown, come ha precisato anche il presidente facente funzione Nino Spirlì, bensì di misure di contenimento della mobilità per arginare la crescita dei contagi che, soprattutto in aree come Reggio Calabria e Cosenza, che sono anche centri universitari, hanno avuto una progressione preoccupante. Già i numeri sono in crescita e si cerca così di arginare il contagio. E intanto il governo è pronto a varare nuove misure restrittive con un ulteriore DPCM. Non un lockdown totale, ma diverse limitazioni, a cominciare dalla chiusura di palestre, piscine e sale giochi. Nella prima bozza del decreto si prevede l'anticipo della chiusura dei locali alle 18, possibile chiusura di centri commerciali e negozi durante il weekend nelle zone più ad alto contagio e possibile blocco di spostamento tra le regioni. Per quanto riguarda la scuola per materne, elementari e medie, l'attività continuerà a svolgersi in presenza, mentre si prevede la didattica a distanza al 75% per le superiori. E sempre nella prima bozza del nuovo DPCM si prevede anche la sospensione dei concorsi pubblici e privati. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e quello per la protezione civile. Il sindaco di Cosenza ha disposto la chiusura dei luoghi della Movida dalle 19 alla mezzanotte di ogni venerdì e sabato. È un momento particolare per tutta l'Italia e in molte città ci sono delle limitazioni nelle zone della Movida cosiddette. Così anche a Cosenza, sindaco, avete preso delle decisioni importanti. Sì, è un momento particolare dove si richiedono anche degli impegni da parte di tutti. Stanno chiudendo le scuole, quindi ho chiesto anche ai ragazzi di evitare di assembrarsi anche davanti ad alcuni luoghi dove c'è questa affluenza, insomma, dove ci sono tanti locali. Sarà comunque consentito andare nei locali seduti, così come la normativa prescrive, e anche accedere ovviamente alle abitazioni, attraversare questi posti, ma non si potrà sostare e stare, diciamo, a contatto. Ecco, questo è stato necessario perché c'è un aumento esponenziale dei casi di contagio, quindi tutti quanti dobbiamo impegnarci per evitare che questo possa costituire anche un problema poi per gli ammalati che aumentano negli ospedali. Quindi oggi, ecco, dobbiamo limitare un po' queste possibilità che stanno aumentando di contagio. Possiamo dirlo, è il momento della responsabilità personale questo? Sì, proprio per questo invito tutti, in particolare i giovani. Sapete quando amo la città, quando amo la vita nelle città, quando amo la socialità, l'urbanità. Tutti questi concetti hanno guidato, insomma, in questi anni la nostra attività amministrativa nella città di Cosenza, però in questo momento dobbiamo limitare questo numero altissimo che abbiamo visto che ha causato in altre regioni tantissime morti. In allestimento un drive-in per l'effettuazione di tamponi alla popolazione a Catanzaro Lido.
I casi aumentano, seppur non rapidamente come in altre aree della Calabria, ma Catanzaro ci si prepara per un eventuale incremento esponenziale dei contagi. Ecco perché si sta allestendo un pre-triage nel quartiere Marinaro. In queste ore il gruppo comunale della protezione civile è al lavoro per montare il tendone nei pressi della sede dell'ASP. La soluzione era stata già sollecitata proprio ieri dal sindaco della città capoluogo. L'obiettivo è quello di alleggerire la pressione sugli ospedali. L'accesso al pre-triage sarà gestito soltanto unicamente dall'azienda sanitaria. Già nello scorso mese di agosto, grazie all'impegno della protezione civile di tutti i volontari, è stato possibile fornire un supporto prezioso per le attività di analisi e prevenzione dell'ASP in occasione dello screening effettuato dopo l'emersione di alcuni casi di positività al Covid nei locali della costa. La postazione permetterà di effettuare rapidamente centinaia di tamponi, garantendo l'assenza di contatti tra i soggetti sottoposti al test. 300 i tamponi che questa mattina la task force dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha effettuato all'Università della Calabria. Sono quasi 300 i tamponi che questa mattina la task force dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha effettuato all'Università della Calabria. Decine e decine le auto in fila con a bordo studenti e docenti che hanno deciso volontariamente di sottoporsi ai tamponi di controllo effettuati alla fine del Ponte Bucci nei pressi della facoltà di ingegneria. La task force dell'ASP di Cosenza ha predisposto qui un vero e proprio Covid Point in stile drive-in, proprio per rendere più fluidi e accessibili i percorsi di esecuzione del test. La USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale dell'ASP cosentina, è già da molti giorni impegnata in controlli che vengono realizzati anche, appunto, per strada o in luoghi facilmente accessibili dalla popolazione, e questo per favorire la possibilità, per chi ne avesse bisogno o avesse dei sospetti di essere contagiato, di sottoporsi ad un accurato controllo. Invece protesta questa mattina a Casali del Manco, comune dichiarato zona rossa da una settimana, in piazza i residenti della frazione Magli per chiedere di essere sottoposti a tampone. Chiedono di essere sottoposti a tampone i cittadini di Casali del Manco. Ecco la protesta pacifica in piazza a Magli, frazione del centro della Presila Cosentina, da una settimana zona rossa. I contagi sono in crescita, ma chi vive in questa zona si sente abbandonato dalle istituzioni. Chiedono a gran voce la postazione mobile per effettuare i tamponi in modalità drive-in. Stiamo cercando di far ascoltare la nostra voce a chi ci ha abbandonato, perché Casali del Manco, come ormai la maggior parte di voi sa, è stata nominata domenica sera zona rossa. Questa zona rossa viene abbandonata completamente a se stessa, non abbiamo supporti da nessuna parte. Vediamo anche i nostri paesi limitrofi che invece sono molto più attrezzati e attenzionati dall'ASP. Stiamo chiedendo ad oggi una supervisione alle istituzioni, il prefetto e chi di competenza, per poter capire come procedere con un censimento di queste persone che potrebbero essere contagiate, un supporto alle famiglie. Sul posto questa mattina le forze dell'ordine e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Siamo qui oggi a fianco a questi cittadini che sono impauriti, preoccupati della situazione che stiamo vivendo. È chiaro che come amministrazione comunale noi abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni, anche di atti ufficiali, nei confronti ovviamente delle autorità competenti superiori a livello locale. E torniamo ad occuparci invece adesso del vaccino anti-influenzale, perché le richieste aumentano ma le dosi non bastano. È partita la campagna di vaccinazione anti-influenzale, ma in Calabria non mancano le difficoltà. Le richieste infatti sono aumentate, ma le dosi non sono sufficienti. Una falsa partenza perché è stata fatta una campagna vaccinale, una campagna di pubblicitaria per fare le vaccinazioni, dicendo che sarebbero mandate al 20-30% rispetto alle dosi dell'anno scorso, quindi che avremmo dovuto vaccinare dai 60 anni in su. La verità è che se ci sono tutte queste dosi noi non lo sappiamo, ne abbiamo ricevute pochissime quantità e praticamente abbiamo vaccinato già per le piccole dosi che avevamo, le scarse dosi che avevamo, e si parla addirittura del 15 novembre per avere le rimanenti dosi, quindi un problema di disorganizzazione generale. Io oggi ad Altomonte ho provato all'interno del progetto Altomonte 2000, ho provato
abbiamo fatto una prova generale per quello che può essere una organizzazione anche in previsione poi di quella che sarà la campagna vaccinale più importante quando ci sarà il vaccino per il Covid e ci sarà necessario quindi vaccinare migliaia e migliaia di persone. Quindi diciamo utilizzando i volontari della protezione civile, i volontari dell'amministrazione, l'ente locale, il sindaco e tutti quanti, insomma, per cercare di organizzare un sistema che ci permetta di fare le vaccinazioni in sicurezza, e così anche le vaccinazioni anti-influenzali abbiamo cercato di farle in sicurezza. Però vorrei dire che l'aggravarsi dell'epidemia che sta galoppando, il discorso che quanto prima ci sarà sempre di più una riduzione di mobilità, così come già esiste il problema nelle zone rosse, creerà problemi a poter fare le vaccinazioni, tanto che secondo me dovremmo fare un tavolo tecnico a livello di prefettura per capire anche come organizzarci già con queste vaccinazioni anti-influenzali. Era necessario partire il 15 ottobre, io non so chi è che ha fatto la cicala in questi mesi, invece di fare le formiche, di pensare di organizzare tutto sapendo ci sarebbe stata questa fase. Avremmo già dovuto cominciare dal 15 ottobre e finire al limite entro i primi di novembre tutte le vaccinazioni, per avere quindi una popolazione ben vaccinata con l'influenza e permetterci una diagnostica differenziale. La Corte dei Conti ha confermato anche in appello la condanna dell'ex presidente della Regione Agazio Loiero per le spese dei fondi assegnati al gruppo Autonomia e Diritti. Ricordate l'inchiesta Rimborsopoli che ha coinvolto nel 2011 e nel 2012 diversi consiglieri regionali in uno scandalo per il rimborso di somme non dovute? È stata confermata anche in appello dalla Corte dei Conti la condanna per l'ex presidente della Giunta regionale calabrese Agazio Loiero per le spese sui fondi assegnati al gruppo Autonomia e Diritti in Consiglio regionale. Processo riaperto e nessuna prescrizione per Gaetano Ottavio Bruni, che è stato anche presidente della provincia di Vibo Valentia, coinvolto per un danno presunto di circa 8.000 euro, e per l'ex consigliere regionale Vincenzo Ciconte, che invece avrebbe richiesto fondi non dovuti per quasi 28.000 euro. Prescritti in primo grado per danno erariale, la Corte dei Conti in sede di appello ha dunque accolto il ricorso della Procura Generale della Corte dei Conti e ha riaperto per entrambi il processo. Per tornare a Loiero, l'ex presidente è stato condannato a pagare alla Regione Calabria più di 15.000 euro per un danno erariale causato da rimborsi spese non dovuti, come le spese per la ristorazione, attestate con ricevute ritenute dai giudici incomprensibili e con timbri non regolari, spese giudicate non rimborsabili perché non rientranti nelle voci di rappresentanza. La Corte dei Conti sostiene anche l'inutilità di altre spese per computer e materiale informatico sostenute da Loiero, in quanto i consiglieri regionali hanno già a disposizione locali e attrezzature mobili. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha presentato la nuova giunta comunale. Colpo a sorpresa durante la presentazione avvenuta oggi della nuova giunta comunale di Reggio Calabria dopo la vittoria al ballottaggio di Giuseppe Falcomatà. Per il suo secondo mandato il primo cittadino reggino ha voluto, sorpresa assoluta, Rosanna Scopelliti, già parlamentare del PDL. Attualmente Rosanna Scopelliti è presidente della fondazione omonima intitolata a suo padre, il magistrato Antonino, martire della mafia. La Scopelliti è l'unica vera new entry in giunta, confermato infatti Giovanni Muraca ai lavori pubblici, Paolo Brunetti ambiente e polizia municipale, conferma anche per Irene Calabrò tributi e attività produttive e per Mariangela Cama urbanistica. In giunta entra Rocco Albanese, Partito Democratico, già consigliere comunale e uomo di punta dei Democrat. Promozione per Demetrio Delfino, articolo 1, presidente del Consiglio nella precedente esperienza amministrativa. Per adesso Falcomatà non avrà il vice sindaco, non lo ha infatti nominato. Avrebbe nei giorni scorsi chiesto la disponibilità ad un autorevole personaggio della cultura cittadina, il quale però ha declinato l'invito. Albanese, Muraca, Delfino, Calabrò e Brunetti, all'atto della nomina quali assessori comunali, si sono dimessi dalla carica di consigliere. L'amministrazione si rinforza e quello che noi dobbiamo fare oggi è giocare questo secondo tempo insieme a tutta la città. Questo è quello che voglio ribadire. Ognuno può e deve sentirsi in diritto e in qualche modo anche in dovere di scendere in campo.
A Taurianova in manette il presunto autore di 8 furti commessi tra gennaio e aprile scorsi in altrettanti negozi, supermercati e farmacie. Tra gennaio e aprile scorsi, in pieno lockdown, aveva preso di mira bar, supermercati, farmacie e cartolibrerie per compiere furti. In un'occasione non era arretrato nemmeno davanti agli uffici comunali, anche lì era penetrato all'interno alla ricerca di soldi. Una serie di furti che avevano, come riferiscono i carabinieri, creato molta preoccupazione tra i cittadini di Taurianova, grosso centro della piana di Gioia Tauro. Oggi la notizia che l'autore di queste azioni è stato individuato e arrestato. Si chiama Domenico Nasso, ha 24 anni. I carabinieri della compagnia e della stazione di Taurianova hanno notificato al giovane uomo l'ordinanza di custodia cautelare. Il lavoro investigativo degli uomini dell'Arma dei Carabinieri è stato davvero intenso. Hanno ricostruito tutto il percorso di Nasso e soprattutto i suoi movimenti. Il modo di agire dell'uomo era lo stesso. Di notte, incurante dei divieti per la prima ondata del Cov-SARS-2, usciva nascondendo le sue sembianze con cappelli e sciarpe e sceglieva di volta in volta gli obiettivi. In 4 mesi ha compiuto almeno 8 furti che gli hanno fruttato guadagni di pochi euro, ma anche di 2.000 euro. Clamoroso il furto all'interno del municipio di Taurianova. Riuscì ad asportare le monete di un distributore automatico di snack e caffè e a prelevare l'incasso maturato attraverso servizi erogati dall'ente. Dopo le attività di riscontro, i militari dell'Arma hanno chiuso il cerchio e individuato il responsabile. Domenico Nasso è stato condotto in carcere a Palmi. Siamo adesso alla pagina sportiva, parliamo di calcio. La Regina pareggia a Pordenone, gara che si chiude con il risultato di 2-2. Un punto prezioso per la Regina che contro il Pordenone riacciuffa il pari allo scadere e allunga la striscia di risultati positivi. La squadra di Toscano gioca a viso aperto dalle prime battute contro l'11 di Tesser e al 13° minuto trova il sorpasso grazie a Liotti che sul cross di Bellomo con il piattone sinistro supera Perisan sbloccando il risultato. Gli Amaranto, galvanizzati dal gol, si spingono in avanti alla ricerca del raddoppio che però tarda ad arrivare e così le due squadre vanno negli spogliatoi con i calabresi in vantaggio. Poi nel secondo tempo la musica cambia, il Pordenone ritrova grinta e determinazione e non solo pareggia i conti con un assolo di Dio al 49°, ma con una bomba imparabile di Ciurria 20 minuti più tardi superano Guarna firmando il sorpasso. La Regina è alle corde e fatica a reagire, anzi rischia di capitolare in più occasioni, ma al 90° Foloruscio toglie il coniglio dal cilindro e con una bordata dalla distanza che trova una deviazione beffa il portiere friulano e regala ai suoi un punto vitale che vale quanto una vittoria. Domani invece il Cosenza al Marulla ospita il Lecce. Al Marulla domani arriva il Lecce, il tecnico Chiuzzi motiva il gruppo rossoblù. Prima o poi il successo arriverà, dice Roberto Chiuzzi, è sicuro di aver intrapreso la strada giusta, la stessa che ha portato i lupi alla salvezza nella scorsa stagione. La continuità del lavoro poi porterà i risultati. Stiamo lavorando sul tenere un po' più alta la squadra, perché è importante per noi giocare nella metà campo avversaria, non solo sfruttare ripartenze, quindi stiamo lavorando molto su queste situazioni. Essendo un gruppo nuovo il tempo ci vuole, però è normale che dobbiamo accelerare il percorso di crescita. Lecce è una squadra forte e sicuramente sarà quella che tra quelle squadre che lotterà per la Serie A. Noi dobbiamo pensare a sfruttare le nostre qualità per far male l'avversario e dobbiamo, quello dicevo prima, dobbiamo affrettarci sul riprendere determinate cose in fase offensiva. Dobbiamo farlo subito e non dipende solo dagli attaccanti, dipende proprio dal gioco corale che la squadra deve fare. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una debole saccatura atlantica è prevista in transito sull'Italia e apporterà una modesta instabilità anche sulla Calabria a partire dalla serata di sabato, in un contesto di variabilità che caratterizzerà il prossimo fine settimana.
Domani nuvolosità variabile sui settori tirrenici con possibili piogge tra Vibonese e Reggino Tirrenico, altrove tra poco e parzialmente nuvoloso. Temperatura in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani venti prevalenti da ovest-nord-ovest, tra deboli e moderati. I mari risulteranno mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio, localmente mosso al largo il settore catanzarese e Reggino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.